facciamo una fotografia gigante, presentiamo la forza generale di Giovanni, che è la massima autorità in grado, che è il generale di divisione, che è quel signore che sei lì, di Giovanni Ruggero. Presentiamo la forza per batteria, mettiamo in ordine su destra riga, poi facciamo attenti in poso e faremo anche gli onori caduti. E poi quello che succederà, poi quando abbiamo fatto facciamo una fotografia per mandare sui giornali di settore e poi cominciamo, c'è il rancio speciale. Chi non si è ancora prenotato al rancio, lì c'è la cassa, 15 euro, parte dall'antipasto fino all'ultimo bicchierino che sei in giro di grappa o altre cose. Ok? Allora adesso grazie. Allora, le fotografie le facciamo dopo. Allora facciamo anche tutto quanto dopo. Lo facciamo, allora, mangiamo prima. Allora aspettiamo ancora un quarto d'ora, 20 minuti, dai, perché abbiamo dato ordine di preparare il lancio per il 19. In giro, Ho capito. Io Pordenone ho trovato ancora gente che... Lo sapevo. Comunque una cosa importante è, intanto per quello che riguarda il prossimo anno all'Aquila sarà un grosso problema sia per la legittimità, anche perché non abbiamo nessun appoggio, nessun appiglio da poter approfittare. Quindi io sono d'accordo di fare il raduno dell'Asiago, perché ne ho fatto 10, ci siamo trovati anche 1000 dell'Asiago, però non sono d'accordo di fare il raduno nel raduno, perché nel raduno viene fuori questa confusione, c'è il pullman, non posso venire, vengo di qua, vengo di là, sono distante 50 km, non posso venire, non c'è l'autobus, il tram, il trenino, il taxi, non c'è più. Quindi se faremo un raduno dell'Asiago lo facciamo solo per l'Asiago, come facevamo al tempo che stabiliremo la zona, dove lo facciamo non si sa. Ci sono delle richieste da parte degli artiglieri dell'Asiago di fare doppiato, che sapete che non si può entrare assolutamente in caserma. Se qualcuno vuole entrare abusivamente lo può fare, però noi decliniamo ogni responsabilità, perché se dovesse cadere uno, si fa male a un'unghia, viene fuori una rogna, perché è proibito entrare, perché ci sono i cartelli è una caserma che è in demolizione, non dicono che la devono nel febbraio marzo la devono eliminare. Quindi se facciamo raduno a doppiato, facciamo raduno con la sfidata, con tutto quello che c'è da fare, però non si entra in caserma. C'è in lista c'è Doppiato oppure anche Verona, se facciamo Verona ci troviamo in 800-900, dove li mettiamo? Vediamo se troviamo un capannone con gente che ci fanno mangiare in qualche posto del Verona, perché io avrei la possibilità di andare ai circoli ufficiali, ma siamo 250 posti a sedere e basta, sono pochi nella città, perché Verona ha dato tantissimi artiglieri dell'Asiago, poi c'è Trento, c'è Bolzano, c'è tutta la zona, Vicenza poco. Pertanto bisognerà stabilire un pochino la situazione e poi decidere dove fare questo raduno, però che sia al di fuori della giornata nazionale prima, perché sennò è una rogna per tutti quanti. Ok? Bene. Allora vediamo un attimo, poi quando arriva un po' di gente ancora che sta arrivando a piedi o in bicicletta o col pullman o con l'aeroplano, dopo facciamo quello che abbiamo deciso di fare, facciamo una foto, presentiamo la forza generale con tanto di destra riga, fissi, riposo, attenti